che se i turisti hanno un ingresso accogliente, vedono subito le bellezze della città. E allora, davanti all'ipotesi di poter far diventare il Mulino al Vino un luogo che non può essere un'invenzione, ma deve essere il luogo dove ci può stare l'Accademia del pane, della pasta, la fabbrica del carro, liberata da superfetazioni, contrattata con chi lì ha investito probabilmente ed è forse disponibile a farlo pure gratis, purché finalmente sbocchino i lavori per far costruire veramente, dove è possibile, quelle case che servono a fare cose che servono per la nostra comunità, non per fare malaffare. E quando continuiamo a salire e ci troviamo davanti alla Barilla, lì c'è un altro scandalo, perché davanti alla Barilla si favoleggia ville, case, terrazze, non so che cosa, non è possibile. Un consiglio comunale fatto dell'8 di agosto fa un gesto al limite del coraggio e non so che cosa. Prende una delibera di consiglio e dice che in caso di delocalizzazione di un impianto industriale con motivazioni comprovate, la tenuta delle forze del lavoro possibilmente aumentandole, l'innovazione tecnologica, l'abbattimento di fumi dannosi, la possibilità di togliere caos nelle strade per i camion che entrano dentro, a quelle condizioni, quella superficie che è un impianto industriale può essere convertita in edilizia abitativa. Era una delibera borderline, perché in caso di delocalizzazione era giusto dare un premio a questo imprenditore illuminato. Va bene? Sapete cosa hanno scritto dopo la trascrizione di questa delibera approvata in Consiglio Comunale? Un altro scandalo. Hanno tradotto e trascritto in caso di delocalizzazione e ho aggiunto dismissione, cioè se uno lascia un impianto industriale gli diamo pure un regalo. Questi sono pazzi e allora non si possono fare operazioni di malaffare e quel bene, dando il giusto ristoro a chi ne è oggi proprietario, delle formule congiunte e condivise, può diventare un grande volano per la città, perché lì è possibile fare una cosa magnifica, la fabbrica del cinema, perché per fare la fabbrica del cinema ci vogliono i capannoni, ma ci vogliono altezze di 24 metri, perché sennò le riprese a salto non si possono fare. E lì ci sono torri, silos, che sono 27 metri, quindi è possibile realizzarlo subito. È possibile fare un investimento sui nuovi e futuri mestieri, i futuri lavori, le future professioni, dove l'Italia non è capace a soddisfare la domanda che arriva dagli Stati Uniti, perché abbiamo le vallate, il mare, le risorse antiche da far vedere, ma non abbiamo le infrastrutture per far fare i film. E le major, le grandi compagnie cinematografiche se ne vanno all'estero e non vengono qua. Sono 350 le persone che possono lavorare da dentro, 350 persone dove non sono tutti registi, ma ci sono le sarte, gli scenografi, i parrucchieri, gli allestitori, gli attrezzisti. Sono altre occasioni di lavoro che noi perdiamo. E se io continuo ad andare avanti, arriviamo allo stadio dove non si può manomettere niente. Già nel vecchia amministrazione era stata imposta da chi partecipava a quella coalizione che lo stadio doveva rimanere quello che è uno stadio. Non facciamo lo stadio a 20 km, lì costruiamo di nuovo, tanto non ne vuole nessuno le case, non ci sono i soldi. Ma possiamo avere uno stadio che scalanga, si dice a Matera, no? Ma possiamo avere uno stadio che si costruisce e costa l'ira di Dio per 90 minuti ogni 15 giorni? È un'altra follia. Ma se questo stadio diventa un motore dove dentro ci sono decine e decine di attività che possono funzionare H24, che fanno incontrare le persone, che invece di fare la domenica 8-10 vasche, possono incontrarsi là e salutare le persone, far giocare i bambini, mandarli alla medioteca, mandarli al cinema, fargli fare delle cose che socializzano in un luogo che diventa finalmente un luogo al servizio dei cittadini, ma che produce posti di lavoro. E non è difficile. Andate a copiarli nelle città che ci sono in Gran Bretagna e che ci sono in Portogallo e che cominciano ad esserci anche in Spagna.
nulla di più semplice, basta alle volte anche copiare, ma almeno copiate. Non che mettete sempre divieti. No, là dobbiamo costruire. Che dobbiamo costruire? Lo stadio non si tocca. Chi ha uno stadio nel centro ha un grande valore, lo deve conservare. Sono quelli che hanno gli stadi in periferia che possono spostarli come se fossero le fontane, tanto non ne frega niente a nessuno, no? Noi vogliamo un valore vero che produce economie, non chiacchiere, messo al servizio dell'intera città, che diventi un bene economico. E arriviamo ai sassi. E questi che fanno i professori sui sassi, che dicono che sono il centro storico della città, altro falso. I sassi non sono il centro storico, sono una parte vecchia della città tagliata fuori, che non è stata ancora integrata al centro storico della città, che è questa. Si deve unire se vogliamo far valere i sassi come un bene economico, e non che mandiamo le persone ad investire, ad abitare, a fare investimenti nelle strutture turistiche, alberghiere, ristoranti, luoghi di ritrovo, e poi arriva qualcuno che dalla sera alla mattina mette i divieti. Non si mettono i divieti perché i ristoranti falliscono, la gente non va più negli alberghi. Bisogna dare le soluzioni ai sassi e non bisogna parlare stando in un altro quartiere pontificando come devono essere i sassi. Vacci a vivere per 2 anni, vai a vedere cosa succede in una famiglia che c'è un bimbo di 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni che non riceve più la visita dell'amichetto, dei cugini, dei parenti, perché è vietato entrare nei sassi. Non si può fare. Quel bambino nasce scemo, cresce scemo, perché starà vicino con il telecomando a un televisore e vedrà cartoni animati e non potrà raccontare nulla a un suo simile. Deve aspettare il pulmino, forse, e deve andare preso dalla mamma a un asilo. Ma si può vivere in queste condizioni? No. Bisogna creare le condizioni perché nei sassi ci sia il vivere normale. Ma non ci vogliono grandi genialità, ci vogliono piccole cose. Ci vuole un servizio di pullman elettrico che vada lì e risolve i problemi. Ma sapete quanti chilometri fa la casa a Matera? 1.430.000 chilometri all'anno. Certo, la città è lunga 13 chilometri, è chiaro che il servizio urbano deve fare 1.430.000 chilometri all'anno. Lo dico ai miei amici della Casam, che rispetto e a cui voglio bene. Io non ce l'ho con voi, ma mi dite che cosa andate a fare voi al cimitero fino alle 10 di sera? Non c'è nessuno al cimitero. Arrivate al cimitero, vi mettete col braccio piegato sullo sterzo, state 7 minuti, rimettete in moto e ritornate indietro vuoti. Oh, ma possiamo fare un po' di economia su questi chilometri per i morti che non ci sono, per i vivi che non ci vanno? Ma possiamo fare un servizio elettrico, costa poco, che porti le persone, i residenti, i clienti, le persone, i visitatori che non ce la fanno a salire a piedi. Giù nei sassi con un mezzo pubblico avrebbe una percorrenza di 5 minuti, 6 minuti. Hai pensato che è una cosa difficile? Ah no, ma il pullman deve essere elettrico. Come lo facciamo questo pullman? Colorato, aperto, chiuso. Facciamolo di tufo, ma facciamolo! Facciamo un pullman di tufo e facciamo scendere i sassi! Ma è necessario farlo scendere, perché se no non si vive. E non potete più parlare da professore dei sassi se non sapete che lì non si vive più. Andate a chiedere quanti erano le persone che lavoravano nei sassi, andate a chiedere quante le persone che vivevano nei sassi sono diminuiti. Li si devono moltiplicare, non si devono diminuire.